Non alza bandiera bianca, ma alza la voce l'onorevole Germano Rachella, sindaco di Cartigliano, che sulla riapertura e tutela del Tempio Sario si è speso fin dal primo giorno del suo insediamento a Roma. La scelta di tenerlo chiuso nei giorni di maggior afflusso di turisti a cavallo di Ferragosto ha indignato l'opinione pubblica e non solo. E lo trovo quasi vergognoso, anche perché su un territorio come il nostro, dove la prima e seconda guerra mondiale hanno lasciato dei segni indelebili, è un peccato vedere un ricordo di chi ha combattuto per la nostra libertà chiuso e i turisti che vengono a Bassano del Grappa non possono visitarlo. Io finché ero deputato ce l'ho messa tutta e continuo a fare questa battaglia per risolvere questo annoso problema. A questo punto, visto il silenzio, non mi resta che prendermi l'onere di invitare tutti i deputati veneti a fare visita magari a settembre al Tempio Ossario. Della serie, se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Un'assunzione di responsabilità e un inno al gioco di squadra e dopo questo appello all'unione di intenti, Germano Rachella fa il punto della situazione. Ora come ora, io ho sentito anche 15 giorni fa la struttura di missione, il Tempio Ossario come quello di Asiago non sono nelle priorità, perché la priorità per ora è il Re di Puglia. E dunque i tempi saranno ancora lunghi per sistemare il Tempio Ossario, ma non possiamo perdere di vista il problema, ma dobbiamo tutti riuscire a trovare una soluzione per dare l'opportunità a tutti a venire a salutare questi militi che hanno combattuto per la nostra libertà. Basterebbe che qualcuno si prendesse la responsabilità di farli entrare, ma tramite un'assicurazione, tramite un permesso speciale, non so come, ma ci studieremo. Anche perché dobbiamo ringraziare da sempre i Fanti, perché grazie a loro il Tempio Ossario è rimasto aperto ed ora lo vorrebbero tenere aperto, ma non possono